Scusateci per il leggero ritardo, ma abbiamo avuto un piccolo problema tecnico che non ci permette neppure di farvi ascoltare la nostra solita sigla, la Monte Maranese, che noi mettiamo sempre prima dello spettacolo. Questo è un inconveniente tecnico a cui non siamo riusciti a porre rimedio. Ma io vi ringrazio innanzitutto di essere qui. Come al solito mi corre l'obbligo di ringraziare tutti i donatori che sono qui stasera. Faccio un elenco brevissimo: la Frates di Torre Annunziata, quella di Agerola, di Sant'Antonio Abate, di Pimonte, di Poggio Marino, di Vico Equense, la Fincantieri di Castellammare, i donatori del Comune, i donatori del SIT San Leonardo, i donatori dell'Avis di Torre del Greco e dell'Avis Napoli 5. E naturalmente a loro va il nostro ringraziamento per essere qui stasera, ma anche quello di tutto il SIT, il personale del SIT, che li ringrazia per la loro grande opera che fanno tutti i giorni, quella di salvare vite umane donando il loro sangue. Io vi ringrazio tantissimo per essere qui stasera, ma soprattutto perché siete dei donatori. Un'altra cosa devo dirvi: quest'anno la Compagnia Teatro Popolare ha avuto varie vicissitudini, abbiamo avuto vari problemi da affrontare. È un discorso difficile, scusate. Quando si perde una persona è sempre difficile dirlo. Noi stasera dedichiamo questo spettacolo a Lara Di Martino, una ragazza che fino all'anno scorso era qui, dietro il sipario, nei camerini, e aspettava di entrare in scena. Una bellissima ragazza che il male del secolo ci ha strappato. E vi assicuro che il colpo per noi è stato durissimo. Stasera abbiamo due esordienti ragazze e abbiamo un altro amico che è venuto a rafforzare i nostri ranghi, perché riprenderci da questo colpo, vi assicuro, è stato molto difficile. Ed è a lei, a Lara, che vorrei fare il primo applauso. Qualcuno diceva facciamo un minuto di silenzio. No, deve sentirci. Noi qui siamo per lei stasera e i vostri applausi non ci devono mancare, perché ne abbiamo bisogno stasera come non mai. Vedete, le nostre emozioni stasera sono al massimo, la nostra capacità e volontà di offrirvi un bello spettacolo è al massimo e io spero che vi divertiate. Scusateci ancora del piccolo ritardo e della carenza tecnica e, come disse un famoso guitto, lo spettacolo deve andare avanti. Per me, ti raccomando, resta accurato e favone o fravacatore. Chi l'ha lasciata a cucina con mano casala sacchiata. Donna Ersi, ma va a servirvi. Va, bella figliola. Oh, bellevato! Come vi trovate in quelle due stanze che vi ho affittato e di cui ieri sera pigliaste possesso? Benissimo! Avete passato bene la nottata? Ma certamente! Ho fatto sogni color rosa, pensando alla gentile padrona di casa e alla prosperosa portinaia. Ma ha cominciato? Ma io paga pazze per cose rustiche. Figuratevi, cara donna Ersilio, che i pes ha cagnato all'oggi e ha già venuto qua. Io sono solitiero, sono avvocato e se tu volessi... Carmè, quale più bella occasione di questa? Quando parlammo, don Antimo mio, signor Ivacaro Fravagatore. Aspetta, scenderemo insieme. Vi ritirate a pranzo stamattina? No, devo andare a Marigliano a disbrigare un affare di una mia cliente, una certa donna Angela Rosa Camicia. Divertitevi bene. Grazie, ci vedremo stasera. Uè, Carmela!
Carmela! Carmela! Tre volte si perde la capa. Lasciamo mettere un po' che ordine in sta camera di Don Felice. Chilla non c'è vera. E me ne roba a ietta. Chi è? Buongiorno, merci. Uè, concettesi, tu! Bella mia, ma come che viene in capo e vieni ogni tanto a cangoppa? 2 giorni fa, voliste che affittava sta camera di passaggio a Don Felice per tenerlo vicino a casa tua. E ti ha già fatto contenta, ma sappiati contenere. E tu è che sta maniera vuoi nostra visa fratata e nello stesso tempo mi fa compromettere pure a me. Tu sai che chi lo Bonaritto e Vincenzino tengono un carattere che subito si appiccia. Aveva voglia di s'appicciare. Va pure. Baccire. Saluta a chi resta. Ma caro mio. E felicelle. E disse sarà fino alla morte. E poi noi teniamo una creatura. Ma come ti innamoraste chi lo cecata? Che buona merci. Non faccio manchia. Ma perché non fai anima e coraggio e non dici tutto a Vincenzino? E come voglio essere? Chi non è trovato ancora nessuna occupazione. Non tiene nessuno stato in società. Chi si guaia? Intanto fratata che in parentesi mo se può sta presso con mano secca dicendo che mi va a sposare. E trasuti in sospetto e come un cane caccia ti va cercando. E se arriva pure a tutte cose, io, tu e Don Felice passiamo un brutto guaio. Non dubitare, sarà già prudente. Ma che può essere prudente? L'amore non si può nascondere. È permesso? Chi è? Marietta! Buongiorno. Marietta, pure tu qua. Come state? State buono? Ringraziamo Cila. Ma che onori sono questi? Te fatte renare? Sì, ci vonne sacchetiella, sapete? Io tengo l'occupazione soggetta. E chi l'avesse marito? Che 3 compagni. Uno sapeva sposare e a troppo poco tempo aveva resta vedova. Che si tu, Ersilia mia. Nata, aveva riuscito modista, che concettello. E io, a troppo tanta disgrazia, vai a fornire a fa cameriera. Che può fare? Sono cose che succedono spesso, Munna, ma come mai da questa via? Oggi è venuta a promurare a concettello a ci portare a suo cappiello la signorina mia, che oggi ha lasciato a fare passeggiate in carrozza. E siccome ha già saputo che se pecca, so si aiuta a ricordare la promessa. Gli ha proponetta padrona mia dicendo che era brava, sollecita, non carustosa. E la verità non mi vorrei restare buciarda. Oh, cappiello è pronto. Prima mezzogiorno va a consegnare. E bive, sì no, chi la volevo sentire? Ma perché è sofistica sta padrona tua? Sofistica? E se a famiglia non si può capire né a sazio né a riuno, figurati. Una vecchia vedova, fanatica e indiavolata, la quale, perché tenere una rassaio, non strafalaria se l'è sposata. E se fai atta morto in da casa. Ma io credo che è fuori, l'amico, non mi persuade. Un frate cucino lo sposo, si è inchiumato pure in famiglia. E per non fascio grassa, fuori pignata, ha proposto suo figlio per marito. E chi? Bardascia era vecchia, una gioia figliolo per carità, la quale in confidenza, io credo che hanno scuse tutto, facesse amore con un giovane che viene in casa. Questa è bella. Sì, e tu che fai? T'ha marito nata volta? Chi sa, c'è suo frate congettella che mi va a sposare. E dopo tutto, Vincenzino è un buono giovane. Ma cavare capo, strambo, manisca, scusa, congettella si parla così. Ma tu sai, non ci passate delle belle che abbonano mio marito, ma a proposito, te la sai niente? Con migliarette educate, sto quartino ammobiliato del quale ne affitto una porzione. E chi sarà? Aspetta, lasciami spiare. Chi è? Aprite! È frate, A nascono in sta camera. Quando sta trasa, tu te ne vai. Ma che è sta storia? Prego, accomodatevi. Don Ersi, è permesso riverirvi? Prego, sedutevi. Trasa, Federico. La signora è cosa nostra. Permettete che vi presenti l'amico mio Federico Porretti. Tanto piacere. Signora. Don Federico. Marietta, come? Qui? Ehi, oggi è venuto a trovare a Ersilia, che è un'amica mia, è buia. Sono stato a trovare questo mio amico, con il quale ho fatto il militare. Ed egli mi ha voluto presentare alla prossima sposa sua. Don Vincenzino corre troppo. Sono fatte cavallo camminatore. Don Ersi, non facete storie, a me si uomo che poco mi piacciono. Voi siete libera, non dipendete da nessuno. Vi tengono altri in mano che mi fa guadagnare 10 lire al giorno.
Dunque, perché non si può fare questo matrimonio? O vuoi sapere? Paga pazzo che tiene. Capapazza? Federico, vuoi sapere qual è la capapazza che dice Donna Ersilia? Prima era fu soldato, c'erano 5-6 giovinotti ai noi, ai 16-17 anni, e ci mi divertendo a qualche bottiglieria. Bevevamo, e dopo un poco, la capa allumata, ci diceva qualche parola alla spinta. Ascemo fuori, e mettevo mano ai revolver. E sa, tu spara a me, io sparo a te. Che bello divertimento. Poi, ma non mi mettevi paura però. No. E dicevi vicino a loro, sparata, sparata. Sparata, sparata, botte, tricchi, tracchettone. Sì, era Natale. Gli dicevi sparata che non mi piglia paura. Ha avuto 5-6 dibattimenti per questo fatto. Ma sono uscito sempre libero. Ma mi ha fatto il soldato ed è tutt'altra cosa. E che sia la capapazza che dice Donna Ersilia? È giovane, cara signora. La moglie lo correggerà di qualche difettuccio. Si posso scusare il pretesto che già da 2 anni, voi potete dicere, 4 e 4 fa notte, e io non ci penso più. Anzi, io già so che è un giovane stagionatiello, ogni tanto mi viene a fare visita. Buon'ora, non pigliamo equivoci, che lo signore è miera che mia. Ah sì? E mi viene a tastio polso? Sicuro, quando tenga la frema da stio polso. Sarà. Sapete, che io per voce tengo passione, e mo che sono venuto concedato, mi pare che mi poteste fare contento. Accontentatelo, signora mia, perché la passione è proprio una brutta cosa. E chi Don Federico può sapere? Come? Chi sto giovane che fa amore che figlia era padrona mia? Ah, ne? È vero. È vero, amica mia, ma è un amore senza speranza. Proprio oggi si aspetta in casa un giovane che se si capacita che la vecchia fanatica della madre lo si darà in sposo alla povera Giuseppina. A proposito, lasciami che tengo tanto che fa. E coraggio, Don Federico, sperate. Che vuoi sperare? Io ho perso tutta la speranza. E come va venire ambresse e cose, quando è più difficile sono, che tanta volta facile riescono. Basta se è fatto tardi, va lassa, sì. State buono, signori miei, buona giornata. Vieni a trovare che vota. E già sono che 10. E già sono che 10. Vincenzi, lasciami a fottuere mio. E nel medesimo tempo vi la bardascia che... Vincenzi, lasciami, si mi stima. Signora cara, scusate dell'incomodo, datemi licenza. Servitevi. Aspetta, mo ti accompagna. Mi fai piacere. Donna Ersi, come restammo? Vattene, ma o capone parlamma. Vedete che sei bella e buona. E quando aggirizza una cosa che la da essere. Vincenzi, i so 2 ore che sto aspettando. In un momento. A proposito, a solo ma concettiere non l'avete visto? No. Va bene, chissà nato fatto che pure andava in chiara. Si arriva a cercare che cocco Don Portuallino ha fatto sporcere la sorma, ma voglio fare vedere belli peghe a ballare. Arrivederci, cara Donna Ersilia. Federico, andiamo in cena. Uffa, sto boneritte Vincenzina, si rende seccante, po' troppo amore che mi porta. La verità mi è simpatica e mi sposaria con tutto il cuore. Ma ci stanno ma. La gioventù giorni oggi fanno come fanno la uscilla, si posano, spuzzuleino e scappano. La verità mi converrebbe piuttosto un uomo sui 40-45 anni. Che lo bonore Don Timoteo, Mirka, mi pare che avesse voluto favera. E intanto sono 20 giorni che non lo vedo. Ricette che chiedo fuori per parlare con la sorella, e che quando tornava mi avrebbe sposata, e intanto... Don Ersi, vaggio servuto, il fravagatore è venuto, sta facendo a cauce fuori ballato. Meno male. E permesso? Chi è? E un signore dice che va a trovare a Don Felice. E fallo tra sì. Favorite? Vi son servo. In che posso servire il signore? Abita qui il signor Don Felice Sciosciamocca. Per l'appunto, il signore è? Sciosciamocca, suo padre. Oh, prego, allora si accomodi. Grazie. Alla buona, senza cerimonie. Troppo compita. Datemi pure il cappello e il bastone. Volete così? Dovere, per carità. E quanto è buona sta figliola. E voi siete la padrona di casa. Per servirvi. Favorirmi. E Feliciello abita qui? Da 2 giorni soltanto. E sareste tanto compiacente da condurmi nella sua stanza? La sua camera è questa. Ah,
E non ci stai in casa? No, è uscito, che so, per andare alla posta. Ah, ho capito. Per vedere se ci stavano lettere mie. Ma sono venuto io di persona per parlargli. Signor, ditemi una cosa, ma la verità è... Come si porta, figlio mio? Che con tutta serba? Perché io, disgraziatamente, non gli posso tenere sempre gli occhi addosso, perché accudisco agli affari di mio fratello cugino, che ha fatto un matrimonio molto vantaggioso. Si porta bene, la verità. Vostro figlio è un buon giovine, ma... C'è un ma? No, non vi allarmate. Non saccia si le dica che fa amore con congettelle, che si può anguita con frata, si la pura. Dunque, si tratta... Ah, ho capito. Non studia forse. Ha passato la mia procedura, o diritto civile e l'economia politica. Che economia politica? Che le si è dato tutto e per tutta all'anatomia. No, volevo dire che quando sta senza lente commette tanta bestialità. Ah, e quello è miope, come me. Anch'io sono miope. Scommetto pure che avrà contratto delle obbligazioni, dei debiti. E come si fa? Eppure io gli passo 2 lire e mezzo al giorno. Ma caro signore, che so 2 lire e mezzo al giorno per un giovanotto elegante come vostro figlio. E poi qui a Napoli. Ah, elegante, elegante. Molto elegante. Ha preso tutto da me quel benedetto figlio. Signora, sì? Non faccio per dirlo, ma io, quando ero più giovane, mi chiamavano, e qualcheduno mi chiama ancora, il figurino. Adesso capirete bene che... Adesso che? E mi sono fatto picciariello. Oh, ma se tutti i vecchi fossero come voi, quanti anni tenete? 50, la mamma notte. Oh, ma non ci parano. Voi dimostrate di avere più al più una quarantina d'anni. Lo dite per cerimonia? No, parola mia. E quando buona che ste, siete maritata? No, so vedova. Ah, lo sì, mamma. Le vedove sono sempre state la mia passione. Così giovane, vedova. Che età avete? 24 anni, li vammano 6, è sempre buona. E dico, non avete mai pensato a riammaritarvi? Così giovane, ci vuole per forza il marito. Io le capisco queste cose. Vedrò. Io vi dico questo perché anche io ho pensato di riammogliarvi? Precisamente. È vero. Sotto tutti i riguardi la donna è necessaria all'uomo. Come l'uomo alla donna. Ma mi scordo che sono venuto qua per combinare matrimonio felicello. E combinami con questo. Perché vedete, signora, una donna sola in società è una campana scordata, un cavallo senza brio, una pecora sperduta, una barca senza timone. L'uomo è il campanaro che la suona a gloria, il cocchiere che la guida, il capraio che la pascola, o timoniere, insomma, che la sapeva fare né buona o timone in mano. È vero, ma l'uomo solo chi è? Un pere senza fronte e senza cimma. Ah, e mo si arriva per i ruccola. La femmina pissa è la terra che lo fa crescere, l'acqua che lo rinfresca, il concime che lo ingrassa. L'uomo si ritira inquartato perché ha ricevuto una contrarietà. La femmina con un pazzillo e risa ci fa scordare tutte cose. Un carazziello aggiusta tutto. Signor, non sempre basta. È vero, qualche volta nascono questioni, contrasti, ma svaniscono subito come una nuvola romese maggia. 4 ciance, un abbraccio, uno squasillo e tutto è fornuto. Donna Ersilia mia, voi siete un babà, una sfogliata, un pezzo di crema. Beato l'uomo che vi possiederà. E io, vedete, se non vi dispiace, vi offro la mia mano e il mio cuore. Ma come? Vi siete innamorato di me? Sì. E mo dice piazza l'animale, ma poi prima ingiacca, ma è pizza di chi si mettere la causa. Ecco, Don Felice.
Guardate, guardate, guardate. Guardate come mangio combinato, guardate. Vado spurcata. Beh, e chi lo provocatore ha messo la causa annanzi alla porta. Don Feli, qua c'è papà. Uè, papà, lasciate che vi abbracci. Aro vai Feli, sto qua. Ma che hai fatto? È utile che per indagare causa. E chi lo provocatore tiene la causa annanzi alla porta. Già stamattina è stata una dei guai per me. Quando sono uscito, sono chiuso il caffè che si era in betta a posto. Ma va che mi assettato e mi sento una cosa morbida sotto. Oh, mi era assettata un coppa una mappa da lei, signora. E dentro ci stavano 29. Ha già fatto una frittata, ha già fatto. Guardate, guardate. Mare do cazzone, ci è rimasta pure la crosta. Voi la ride, io non poco a buscare la signora, se non lo pagava l'uovo. Ma tu non badi mai a quello che fai. Ma che bada, e sta caspita lente che si è fatta debole. Non è la lente, è la miopia che si avanza. Miopia? Che stai ciechia bella buona. Che fa? Cambiati le lenti. E com'è possibile, papà? Papà è una lente buona, ci vogliono almeno 12 lire. E che fa? Tu non ne tieni. Con 2 lire e mezzo al giorno. Che ne volete da me, povero giovane? Papà, io mi muore fame. In questi giorni ho sofferto la fame. State zitti, che mo fai sempre quello. Va bene. Ci penso io. Già mi venuto tutti i libri, non ne tengo più. Ne tenevo 17, l'altro ieri facete uno scambolo. L'hai fatto buono, e Mario Storia. Mi faccia li maccaroni, la raggia sturiana. Intanto vi lascio perché papà va da parlare. A proposito, avesse fritta a papà, ho fatto i congettelli. Oh, ma vi pare? Permettete? Faccia pure, faccia pure. Quando è bello papà, quando è bello papà. Spero di tornare in giornata per terminare quel discorso iniziato. Molto onore. Lasciate che insegno di... Troppo compito.